Stiamo concludendo una campagna di comunicazione che abbiamo detto acqua trasparente, no? E in cui vogliamo rappresentare ai cittadini cosa vuol dire portare acqua nelle abitazioni e cosa vuol dire trattarla. Adesso vogliamo provare a costruire un messaggio assieme ai cittadini in cui rendiamo protagonista l'acqua, questa risorsa così importante che arriva nelle case delle persone, che viene trattata, viene sporcata, noi ci impegniamo poi a restituirla all'ambiente e vogliamo appunto assieme ai cittadini provare a rendere protagonista l'acqua. Lo facciamo con un concorso fotografico, chiediamo a chiunque, a qualunque cittadino di mandarci del materiale fotografico che ritenesse utile e importante entro il 30 di aprile di quest'anno, mandandoci anche in maniera molto semplice alla nostra casella mail che è concorso@viveracqua.it e noi poi faremo delle valutazioni sul materiale e premieremo i risultati migliori. Gli acquedotti portano circa 300 milioni di metri cubi nelle case e nelle industrie. Quest'acqua poi viene sporcata da noi e noi la trattiamo, quindi portiamo 300 milioni e trattiamo 300 milioni di metri cubi ogni anno. Per far questo, tutti assieme, gestiamo circa 5.000 impianti tra acquedotto, fognatura e depurazione, 60.000 chilometri di condotte e manteniamo tutto il sistema investendo circa 200 milioni di euro ogni anno in tutto il Veneto per mantenere questa infrastruttura che ci consente questa erogazione.